Penso che Venezia abbia una vocazione che non è soltanto quella di ospitare turisti, ma è quella di valorizzare il proprio patrimonio storico, architettonico unico al mondo e di investire sul contemporaneo, sul presente e sul futuro. Venezia non deve vivere di solo turismo e se a dirlo è anche un ex ministro del turismo come Dario Franceschini, attuale ministro della cultura, il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, in città per l'inaugurazione di 2 nuove sale alle gallerie dell'Accademia, significa che il tema dovrebbe essere all'ordine del giorno di ogni progetto futuro per Venezia. Venezia è il luogo anche della Biennale d'Architettura, della Biennale d'Arte, di grandi istituzioni culturali private che investono sul futuro, quindi innovazione, ricerca, nuove tecnologie applicate ai beni culturali, sostenibilità, quindi è una grande sfida di coniugare passato e futuro. Ma il dibattito sul futuro di Venezia è anche di carattere amministrativo. Ad introdurlo è l'assessore al turismo Simone Venturini con una richiesta precisa al governo. Venezia è una città speciale e unica che però ha le stesse leggi e le stesse regole di ogni altra città. Faccio l'esempio dal traffico acqueo alla giurisdizione sulle acque che è spezzettata in 1500 diverse competenze, alla gestione del fenomeno turistico, alla gestione del fenomeno commerciale, perché le liberalizzazioni che hanno funzionato nei piccoli comuni della pianura padana forse non funzionano in città come Venezia. Se sull'importanza del rilancio di Venezia sono tutti d'accordo, scendendo nel dettaglio le differenze di vedute affiorano subito, a partire dal progetto dei cosiddetti tornelli, caldeggiato dal comune per limitare l'eccessivo afflusso turistico. Penso che servano delle misure di limitazione degli accessi in caso di troppa gente, nessun ticket a pagamento e penso che il modo per impedire l'accesso di troppe persone che mettono a rischio il patrimonio vada studiato con tutte le nuove tecnologie possibili, quindi le meno invasive possibile. Se diciamo tornello ci immaginiamo il tornello per entrare in un aeroporto, in realtà ci sono delle tecnologie che possono essere meno invasive e che ottengono lo stesso risultato, ma la scelta ovviamente è dei sindaci e la competenza anche, noi siamo qua per dare una mano.